amici Bellini di Piazza Bellini e non, facciamo un po' di pagelle, che non è facile stavolta, le penso, non le ho scritte, cerco di pensarle, di farle a volo, riguardando i più e i meno che mi sono segnato durante la partita. Non è una cosa facile stavolta, potremmo essere in disaccordo su molti. Meret, dico 6 meno, per un motivo molto semplice, perché mi è sembrato un paio di volte nel primo tempo che non ci fosse comunicazione tra lui e i difensori. Un paio di volte Koulibaly l'ha anticipato, è come se non parlasse, e questa è una cosa che molta gente dice di Meret, ed è anche uno dei motivi per la quale Gattuso preferisce Ospina di partenza, perché evidentemente parla poco e quindi i difensori a volte si devono pigliare la responsabilità. Poi l'ha fatto, poi a un certo punto ha urlato e quindi bene, raggiunge il 6, sul gol è incolpevole, poi fa un paio di parate facili che sono comunque importanti, quindi mettiamoci 6 meno per il fatto che un paio di volte non ha parlato abbastanza forte sul campo. Era la da fa, se vuole crescere lo deve fare. Di Lorenzo si prende 5 e mezzo, sale un po' il voto perché segna anche se è in fuorigioco, però è un 5 per me, 5 e mezzo perché comunque vinciamo, 5 e mezzo perché veramente per la vittoria, sale di mezzo punto per la vittoria, ma non mi è piaciuto il primo tempo. Nel secondo tempo comunque non è che è cresciuto più di tanto. Il gol arriva da un taglio di Mkhitaryan che comunque non so se è proprio responsabile, ma comunque da là arriva, perché poi stringe al centro e non è in gran forma. Stesso dicasi per Manolas gli diamo anche a lui, gli possiamo dare un 6, ma 5 e mezzo. Queste sono pagelle severe, perché questo è un momento in cui chi non raggiunge la sufficienza deve fare spazio a chi ha più gamba, perché questo è il momento in cui la qualità fisica, la forma fisica è più importante delle qualità individuali, tecniche e tattiche. Quindi Manolas 5 e mezzo, Maksimovic molto meglio, gli diamo il 6 più tardi. K2 bene, K2 molto bene, K2 6 e mezzo, giganteggia, si prende un cartellino giallo molto generoso da parte di Rocchi, però 6 e mezzo ha dimostrato la sua presenza, leader della difesa, ed è importante soprattutto quando non c'è Ospina che qualcuno si prenda la responsabilità. Su Rui è un voto interessante, gli diamo anche lui 6 e mezzo per l'assist, per la presenza in attacco, ha fatto dei buoni cross, la catena di sinistra ha funzionato un po' tutta in generale, però non prende 7 perché diamo, insomma, il 7 deve arrivare ad altri tipi di giocatori. Lui comunque ti voglio vedere un poco più, sempre questo fatto delle punte, 3 ore per andare a battere il calcio d'angolo, è un po' come l'esasperazione di questa partita che è stata volutamente a ritmi bassi, Rui a ritmi ancora più bassi, e non devo capire se è una scelta, se è lui che si sta costringendo a essere meno frenetico perché Gattuso gli dice così di non farsi prendere la munizione. Potrebbe essere questo tipo di crescita, 6 e mezzo comunque se lo prende, però non direi, capito, non mi esalterei come un pazzo. Ruiz si prende 5 e mezzo anche lui, ha avuto delle occasioni interessanti, però a volte un po' lezioso, non è stato, gli possiamo dare un 6, però no, bisogna distinguere le prestazioni. Ruiz può fare molto di più e voglio che sia più fresco, più pimpante. Gli do 5 e mezzo, non gli do di più, gli do 6 a Demme, un po' dappertutto, ha fatto la cosa, all'inizio ha tentato pure qualche cambio di gioco con lancio un po' più lungo. Io lo so che adesso Demme vuole provare i lanci lunghi per dimostrare che Lobotka c'ha il lancio lungo e lui no, e quindi anche lui però è intelligente nel capire che non deve forzare la giocata, si prende il cartellino dopo 2 minuti e quindi è un po' condizionato, però non si tira indietro, non perde coraggio nei contrasti. Demme è importante. Zielinski si prende 7 meno, ma perché non segna, però molto propositivo, molto veloce nel cambiare passo, li fa impazzire centrocampisti avversari, è difficile da marcare, si propone bene, fa cose semplici, fa le cose bene, e quel triangolo con Insigne e Rui sulla sinistra funziona alla grande. Callecon è un mistero. Callecon mi mette in difficoltà. Callecon si prende 6 e mezzo perché segna, però non raggiunge il 7 per quello che sbaglia.
Perché è evidente che tu sei comunque. Tu c'hai del top player, c'hai i passetti del top player che non ti fanno finire in fuorigioco ed è andata bene. Però anche là comunque ce l'hai tirato un buco buttire, anche in questa situazione qua, ed gli è andata bene. Non è sotto porta, ha perso quella freddezza che a cui ci aveva abituato nei primi anni di Benitez e anche con Sarri. 6,5 perché 6,5, scuotere la testa alla sostituzione, se era un fatto suo, se era 6,5, non più di quello. Milik 6 perché comunque presente nel primo tempo, ha cercato di farsi vedere dai compagni, di aiutare, anche reattivo su quando stava inciampando, è riuscito comunque a tirare e portare la parata. Il colpo di testa l'aveva ingarrato là, sfortuno. Quanti pali stiamo? 24? Un'altra volta abbiamo superato il record dell'anno scorso? Penso di sì, siamo là. Mentre Insigne si prende 8, voto pieno, voto tondo, perché fa tutto. Copre il sacrificio, riparte, si ferma, aspetta i compagni, fa salire la squadra, ispira, conclude, chiude la gara con uno dei tiri a giro dei suoi che a volte è andata bene, è andato forte, tiro a giro sì, ma fortissimo, non a piazzarla lenta, fortissimo, come fece col Sassuolo tempo fa. Insomma, quando la prende bene non ce n'è, potevi essere chiunque a porta e non la prendevi mai. Buon impatto di Mertens che si prende un 6,5 simbolico per comunque esserci e mettere in apprensione, ha messo in apprensione la difesa della Roma, ha dato molto più vivacità all'attacco. Lozano gli diamo un 6, è andato a sbattere un paio di volte, sì, però comunque ha provato qualche dribbling e ha comunque partecipato all'azione che ha portato al tiro Mertens con ennesima parata del portiere della Roma. Lobotka senza voto, Elmas senza voto, servivano per i ricambi e per rimanere freschi. Mettiamo un 6 più a Maksimovic che nelle ultime non mi era piaciuto e adesso è entrato bene, e tant'è. La situazione questa è un Napoli che ci ha convinto, almeno a me ha convinto. Certo, vorremmo vedere più velocità, vorremmo vedere un ritmo più alto, ma è anche per divertirci di più che vorremmo vedere questa cosa qua. Ma ci sono partite che tu non devi forzare. La Roma è venuta a fare il contropiede, la Roma non è venuta a fare la partita, e quindi se tu aspetti e attacchi, c'hai il dominio, c'hai il pallino del gioco, hai tirato un sacco di volte, non è detto che devi fare la frenesia. Quindi se non fai la frenesia non ti esponi, e se non ti esponi la Roma non ha occasioni da rete se non quell'unico tiro dove quello ha ingarrato l'angolino, altrimenti non ci avrebbero messo in difficoltà. E comunque è una Roma che le individualità ce l'ha, e se indovina il cross, se Dzeko riesce a fare quello che deve fare, ti può fare la siringa, e invece no, non gli abbiamo permesso nessun tipo di siringa, e questo porta il voto di Gattuso a 6,5, 7. Fate voi, aggiustatelo voi a vostro piacimento. No ragazzi, Gattuso si prende il 7, quasi 7,5, si prende il mezzo voto di Mertens passa a 6 e Gattuso 7 perché Gerardo Marini, shout out a Gerardo Marino, che è un uomo che con i suoi video all'epoca del sarrismo mi ha fatto apprezzare il sarrismo veramente, e poi coglie delle cose e ce le fa vedere veramente. Se non lo seguite siete dei pazzi, non siete veri tifosi del Napoli se non seguite Gerardo Marini. Qua si capisce veramente che significa il leader, che significa l'allenatore sul pezzo, l'allenatore che ti spiega le cose, ti lascia, ti mantiene sulle punte e così. Sentite bene. Driss lavora. Buona Lore. Mettiti in mezzo, chiudi dentro. Driss, mannaggia la puttana. Dai Ciucchi. Lavora lì, lavora Driss. Dai Driss. Insomma, è troppo importante, è troppo bellissimo. Questo è un inciso per togliere mezzo voto a Mertens, perché non ha fatto la fase difensiva come di solito la fa. E voto in più a Gattuso per non mollare mai e per crederci e dare il massimo, e far dare il massimo. Anche non deve essere facile avere a che fare con Gattuso, però poi se vince è la soddisfazione, lo segui, e quindi andiamo avanti così.
Comunque condominio e senza grandi patemi d'animo, io questo volevo sottolineare. Comunque Beretta non ha dovuto fare nessun intervento di rilievo. Da New York Valerio Fluido è tutto. Vogliamo già anticipare la possibile formazione per la partita prossima? A voi la scelta, se la volete fare lasciate il commento con la formazione per la prossima partita. La quale sarà la formazione, visto che sarà contro il Genoa, visto che sarà mercoledì e visto che quella successiva poi dopo vedrà il Napoli contro il Milan, quindi è uno scontro diretto a tutti gli effetti e ci saranno i titolarissimi. Poi questa sarà poi la domenica. La formazione sarà la seguente, secondo me Ospina, Yusai, Manolas, Maximovic, Gulam, Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Llorente, Lozano. Ho rischiato un Llorente che può essere un Milik, ma che potrebbe essere un Llorente. Pensa un poco tu, pensa un poco dove va a finire la fantasia di un uomo. E quindi a me mi si è seccato un po' in canna, mi vado a fare uno spritz. Un bacio, casto, sempre casto, perché faccio i conferenze. La prova provata, the real, test, is when you get a bite and you show the face of satisfaction to the... e così ha detto Liotti, e Liotti c'ha ragione. Non ci credo. Good.